Bentrovati ad un altro appuntamento con Veneto Globe Sport dalla vostra web tv www.venetoglobe.com e sul canale 813 del digitale terrestre per chi ci guarda attraverso il proprio televisore. Soltanto per la provincia di Belluno in questo periodo, ma contiamo al più presto di allargare il nostro segnale per tutto il Veneto. Cominciamo subito con le principali notizie che riguardano lo sport per l'appunto. E allora cominciamo dall'automobilismo e dal motociclismo. Ferrari e Ducati, due rosse d'attacco per domenica. Per quanto riguarda la Ferrari si corre in Belgio a Spa-Francorchamps la 13ª gara del mondiale che vede sempre Hamilton in testa con Vettel ferrarista a 24 punti dalla vetta. Nel MotoGP invece si corre a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, 12ª prova del motomondiale. C'è Marquez che è il leader assoluto, mentre Rossi incalza il secondo posto a meno 59 punti da rimontare. Ieri la notizia era passata un po' sotto traccia, parliamo di pallacanestro maschile, ora rimbalza e colpisce sui quotidiani e non solo. Gallinari, il noto Gallinari, ha detto no alle qualificazioni mondiali di settembre con la nazionale italiana. La motivazione? Beh, la motivazione è semplice, la preparazione della stagione nell'NBA. Tra gli azzurri mancheranno anche Hackett e Bellinelli. Lutto nel volley nazionale per la morte di Giuseppe Giannetti, ieri 63 anni, aveva formato e lanciato molte giocatrici italiane, tra cui ricordiamo anche Rachele Sangiuliano che fu la palleggiatrice anche dell'Imoco Volley Conegliano alcuni anni fa. Giannetti da anni lavorava a San Donà di Piave. Sempre per la pallavolo inizia oggi a Belek in Turchia la Gloria Cup. La nazionale azzurra di Mazzanti esordirà contro la Russia. Stasera invece siamo al calcio, stasera a Reggio Emilia di nuovo in campo l'Atalanta di Gasperini. Non c'è pace per l'Atalanta, lo aveva detto Gasperini, avremo 7 giorni veramente di fuoco. L'Atalanta affronta i danesi del Copenaghen per un'altra notte di gloria, almeno lo si spera, in casa atalantina. La Serie A alla seconda giornata di campionato, da vedere attentamente perché c'è Napoli-Milan con tante sfide interne, compresa e soprattutto quella di Carletto Ancelotti, ex tecnico del Milan, ora tecnico del Napoli, oppure Pepe Reina che parte dalla panchina nel Milan ma è stato il portiere titolare per tanti anni al Napoli. Insomma, grandi sfide. Si comincia la seconda giornata sabato con Juventus-Lazio e Napoli-Milan. Mentre la Serie B conferma che sarà a quota 19 squadre. Prima giornata a Spezzatino, a cominciare da domani 24, 25 e 26 agosto con Cittadella Crotone, Venezia Spezia e Verona Padova, queste le venete. Tra l'altro il Padova farà alla seconda giornata un altro scontro fratricida, diciamo, contro un'altra veneta. Dopo il Verona la prima giornata toccherà il Venezia nella seconda giornata. Primo anticipo con Brescia-Perugia domani sera alle ore 21, lunedì 27 invece il posticipo con Benevento Lecce alle 21 sempre. Slittano ancora purtroppo i calendari della Serie C perché con la sistemazione della B e delle altre vicissitudini e delle altre storie che si sono avute in questo periodo si è allungato inevitabilmente tutto. La Serie C facendo così inevitabilmente non potrà iniziare prima del 15 settembre. La Serie D invece continua la sua fase di preparazione. Per quanto riguarda le trevigiane, c'è il Montebelluna di Checco Feltrin. Montebelluna che domenica sarà in campo per affrontare il Cartigliano nel recupero della gara che si doveva giocare già domenica scorsa. Domenica andranno in campo anche l'Eccellenza, la promozione, la prima e seconda categoria. Domani e nei prossimi giorni vedremo anche gli accoppiamenti per i vari gironi per ricordarvi gli appuntamenti tra sabato e domenica, sabato ancora con qualche amichevole magari e domenica già con le squadre impegnate. Ormai il calcio entra nel vivo, anche quello locale. L'Eccellenza sarà il campionato che maggiormente seguiremo noi di venetoglobe.com, l'appuntamento
sportivo appunto con Veneto Globe Sport. E allora andiamo a vedere cosa succederà domenica. Il Giorgione per esempio riposerà domenica e non giocherà per quanto riguarda la Coppa Italia, giocherà in amichevole però con la Piovese alle ore 17. La Liventina invece ha giocato sabato scorso contro il Belluno perdendo per 2-1. Noi eravamo al campo di Motta di Livenza a seguire la gara e alla fine partita abbiamo sentito Maurizio Costantini con un bilancio anche per quanto riguarda l'intera stagione. Eccolo. Siamo con il DS Costantini, Motta di Livenza sta per iniziare un'annata impegnativa, Maurizio. Sì, molto, perché quando arrivi da un'annata non buona come quella dell'anno scorso, coincisa poi con la retrocessione, è chiaro che devi ripartire, devi ricostruire, devi ricreare entusiasmo e come in tutte le cose ci vuole del tempo, per cui sappiamo che dobbiamo essere bravi ad accelerare, però qualche cosa ancora da sistemare c'è. Si comincia e sei andato a pescare giocatori un po' dove li conoscevi, diciamo. È chiaro che ragazzi che avevo visto giocare, purtroppo la realtà locale non ci consentiva di trovare quello che volevamo. È chiaro che per alcuni aspetti sono anche come posso dire, una scommessa, se vogliamo, tra virgolette, ben calcolata, però insomma sono convinto che alla fine saranno ragazzi che ci daranno soddisfazione. Abbiamo ringiovanito molto e questo è il punto di partenza per far sì che oltre a un settore giovanile importante poi questi ragazzi possano esprimersi anche a livelli di prima squadra. Con un tecnico che ama lavorare anche con i giovani. Il tecnico fa parte della politica che volevamo fare. È vero che abbiamo fatto delle valutazioni, l'anno scorso Gianluca ha lavorato molto bene, io tra l'altro lo conosco da molto tempo perché è stato un mio giocatore tanti anni fa, per cui ho sintonia con lui, credo di aver messo insieme uno staff giovane con grande entusiasmo e assieme a una squadra giovane ci auguriamo, attraverso, come ho detto prima, anche qualche difficoltà, però di toglierci anche delle soddisfazioni. La domanda finale verte sul girone, su questo calendario che attendiamo, ma su questo girone tosto. È un girone tosto che si sapeva, viste le retrocessioni, viste tutte le condizioni che si sono venute a creare, ma non mi meraviglia vedendo quello che sta succedendo nelle categorie, chiamiamole più nobili. Se poi vogliamo discutere il fatto che inserire delle squadre dispari e aumentare le retrocessioni credo sia un qualcosa che secondo me non può andare bene, però è una mia opinione personalissima che farò presente in sede di riunione nei prossimi giorni, perché ritengo che se eventualmente ci devono essere delle modifiche devono essere legate però alle partite e non ai risultati finali. Insomma. La Liventina cosa sarà? Un outsider in questo campionato oppure no? Ma io credo che per noi è un anno di ripartenza, di ricostruzione, ancora non sappiamo neanche noi qual è il vero valore che abbiamo, ci saranno da fare delle valutazioni ancora, da vedere se qualcosa manca per poter anche eventualmente fare qualche altra scelta, perché come tutti credo che in questo momento vogliamo valutare il materiale che abbiamo a disposizione, dopodiché cercheremo di tirare una linea fra qualche giorno, dopo diciamo ancora queste due amichevoli che abbiamo e poi faremo una valutazione per capire quali sono le nostre potenzialità e dove eventualmente, se ce ne sarà bisogno, dover intervenire. Buon lavoro. Grazie altrettanto. Buon lavoro, in bocca al lupo a Maurizio Costantini, direttore sportivo del Motta di Livenza, della Liventina. Ci mancava, abbiamo fatto un po' il quadro completo di quello che sarà, insomma, o quello che vorrebbe essere la prossima stagione. Andiamo a Treviso, dove si gioca oggi, ma però si gioca in trasferta, si gioca a Marostica per quanto riguarda la formazione appunto di Graziano. Chi viene da una partita, quella di ieri sera del torneo di Cimadolmo, è Lia Piave, che tra
tra l'altro questa sera sarà presentato a partire dalle 19:30, insomma momento più, momento meno, alla Casa del Popolo di San Polo di Piave, il classico appuntamento con la presentazione ufficiale della squadra per la stagione in corso, che è la stagione che andremo a vivere. Andiamo sulle amichevoli e sui tornei per molte squadre trevigiane. Ieri se ne giocate parecchie, Mestre Montebelluna una di queste, tra l'altro con la formazione di Checco Feltrin ancora vincente per 1-0 e tra l'altro con una buona sgroppata, una buona prova quella della formazione trevigiana, pronta per iniziare domenica a fare sul serio con la Coppa intanto. E tra l'altro Feltrin e il suo staff acquisiscono un nuovo giocatore, si chiama Filippo Bonaldi, classe 98. E adesso il basket, perché siamo al raduno per la TVB Basket Treviso che si è radunata l'altra sera a Sant'Antonino. Noi c'eravamo e abbiamo sentito uno dei rimasti in biancoverde, ovvero Gerardo Sabatini. Eccolo con Valentina Dalmas. Ma diciamo che sono carico, che sicuramente la società ha allestito una squadra di primo livello, quindi credo che abbia scoperto le carte e ha fatto capire a tutti di voler conquistare la promozione. E la squadra mi piace molto, è stata costruita molto bene e sicuramente proveremo a vincere il campionato. Qual è la sensazione che hai appunto per questa stagione? No, sensazione positiva, dovrò essere bravo a provarmi a conquistare gli spazi e spero che ci siano i margini per farlo, io mi impegnerò al massimo e niente, dovremo lavorare quotidianamente per raggiungere questa promozione che tutti vogliamo assolutamente. Dovete lavorare anche velocemente per trovare la giusta amalgama, visto il gruppo nuovo e sicuramente composto da elementi tutti di valore. No, secondo me a livello di roster e come profondità siamo la squadra più forte che ci sia, perché siamo stati costruiti molto bene, siamo molto lunghi, quindi direi che ci sono tutti i presupposti per fare bene e obiettivamente non abbiamo scuse per non raggiungere l'obiettivo prefissato, perché siamo tutti qua consci che Treviso ha bisogno di tornare in Serie A. In bocca al lupo. In bocca al lupo anche a Gerardo Sabatini, perché si diceva che non avrebbe più fatto parte di questo roster, invece è rimasto appunto a Treviso. E allora andiamo ancora in casa TVB, perché vi ricordo che tra poco partiranno per il ritiro, il mini ritiro di Domegge, e poi il 4 settembre la partita a Pieve di Soligo contro Udine, di cui parleremo dettagliatamente nelle prossime settimane. Sempre per quanto riguarda la TVB, vede partire per la nazionale in queste ore Amedeo Tessitori, nuovo acquisto. Lui è tra i 15 che a settembre affronteranno le gare di qualificazioni ai mondiali 2019. E adesso, sempre nel basket, la seconda squadra della marca trevigiana per importanza è sicuramente la Ruker San Vendemiano, che è stata presentata ai tifosi l'altro giorno. Eravamo presenti anche noi di venetoglobe.com e ascoltiamo adesso il presidente Antonio Guberti. Eccolo. Sicuramente il campionato giocato 2 anni fa ci ha fatto capire che la Serie B, soprattutto nel girone che ci appartiene, quindi il girone B, è veramente molto difficile a livello tecnico e quindi abbiamo sicuramente dovuto investire su giocatori senior di categoria e poi, stando sempre nella nostra filosofia di cercare di sviluppare i giovani, di far crescere i giovani, abbiamo fatto una squadra di 6 senior, appunto direi importanti per questa categoria, e 6 giovani di talento, perché pensate che 4 fanno parte del giro della nazionale e quindi nei primi 10 credo che ci sono i 4 della nazionale, sono tutti del 2000 come anno, quindi giovani di sicuro, però di grande talento. Non è stato facile portarli, questo vuol dire che il fatto che abbiano sposato il progetto tecnico che abbiamo comunque proposto loro fa sì che San Vendemiano cerchi e venga anche in questo modo valutata come società che vuole fare una categoria importante, ma nello sviluppo dei giovani. Impegnativa da tutti i punti di vista, direi. Quindi sicuramente nell'organizzazione
quest'anno è un salto sicuramente importante proprio a livello di gestione. La parte economica la tralasciamo, ma evidentemente capirete che è faticosa, ma credo che per stare in categoria a un certo livello, per salvarsi con tranquillità come noi speriamo e specchiamo di fare, forse anche qualcosa di più, e per poter fare questa categoria, appunto per restarci, per creare un progetto che duri anni, era necessario fare questa scelta. Ha le idee chiare il presidente Antonio Guberti per la Rucher Samve, campionato difficile, dice impegnativo, ma ci siamo. San Vendemiano è una squadra con una buona realtà ormai alle spalle. Esordirà a Lecco in trasferta il 7 ottobre prossimo, in casa poi al Palasaccon, che avete visto nelle immagini, contro l'Urania Fiat Milano. Inizio anche per la Vigor Conegliano, che si è ritrovata al Palazzetto dello Sport di Via Filzi, nuovo coach e anche parecchi giovani, parecchi nuovi, rinnovo anche del roster per un campionato, anche in questo caso la Serie C Gold, parecchio impegnativa. Concludiamo con il rugby, perché domani vi faremo ascoltare l'intervista di Amerino Zatta, presidente appunto del Benetton, che inquadra il discorso soprattutto pubblico sulle tribune, sulla seconda tribuna che sta per essere coperta appunto a Monigo, e per quanto riguarda la partecipazione appunto del pubblico. Terza amichevole, dopo la seconda contro il Leicester Tigers, terza amichevole contro Parma, contro le Zebre, sarà un derbissimo, quindi non mancate, l'inizio sempre alle 20:30 e sempre in quel del Monigo di Treviso. A tutti voi una piacevole serata, sempre qui sulla vostra web TV, che ormai è l'angolo sportivo per eccellenza, www.venetoglobe.com, lo spazio sport appunto, e 813 il nostro canale, per il momento solo per la provincia di Belluno, tra non molto per tutto il Veneto. A tutti voi buona serata e buon divertimento.